Riccardo Di Benedetto del sindacato Figis, ecco, lei rappresenta le pompe di benzina aderenti al suo sindacato. Ecco, c'è questa ipotesi del giorno 25 e giorno 26 di uno sciopero generale delle pompe di benzina. Ecco, c'è, diciamo, una sorta di responsabilità, sembra che tutto il peso dell'economia italiana ricada sulla speculazione, su questo aumento di prezzi della benzina. Il punto di vista, diciamo, vostro, delle vostre imprese e del vostro sindacato. Chi vi parla è il presidente regionale Figis Sicilia. Praticamente è stata montata da parte del governo, e mi dispiace moltissimo perché era un governo a me che è caro e a me amico. Praticamente subito dopo l'aumento delle accise, praticamente il prezzo chiaramente è schizzato di 18 centesimi,3, nulla in più e nulla in meno rispetto a quando era stato abbassato di 30 centesimi. C'è stato un aumento di 12, un aumento di 18, siamo arrivati a 30 centesimi. Sicuramente non è colpa nostra, era una legge che scadeva il 31 dicembre del 2022 e il governo Meloni ha deciso chiaramente di rimettere in vigore le accise. Tutto è nato, secondo me, dal fatto che le autostrade, che hanno costi esorbitanti perché pagano delle royalty pesantissime, pagano il passo carrabile, l'ANAS chiaramente chiede cifre esorbitanti, un affitto del suolo altissimo, chiaramente per contenere i costi hanno dovuto aumentare l'accisa regolarmente, ma sicuramente non in più di quanto costava prima della riduzione delle accise. Ora che cosa è successo? Si è creata una bolla mediatica, ripeto, mi dispiace, ci tengo a sottolinearlo, da parte di qualche incompetente del governo, il quale praticamente ha deciso di scaricare tutto ai gestori degli impianti di carburanti, che sono praticamente l'ultimo carro della filiera. Noi praticamente abbiamo un margine di 3 centesimi, che vada il governo a cercare le speculazioni, le vada a cercare altrove. Prima di noi ci sono le compagnie petrolifere, ci sono i depositi, c'è una serie di cose che sicuramente a noi interessano pochissimo. Noi guadagniamo massimo 3 centesimi al litro. Ora ci hanno costretti con questo decreto legge praticamente ad esporre il prezzo nazionale, a comunicare praticamente i prezzi ogni giorno. Significa che un povero gestore che si alza la mattina alle 7, che sta sull'impianto fino alla sera alle 8, deve avere tutte queste incombenze che mi creda creano problemi logistici. Abbiamo tantissime altre cose da fare, dipendenti, banche, consulenti e compagnia bella, e ci vediamo costretti a rispettare questo decreto, che ritengo e mi auguro che verrà revocato. A proposito di, come tutti sapete, alle 11, quindi tra 10 minuti, praticamente i nostri rappresentanti nazionali di Figis assieme a FAIB e FEGICA verranno praticamente ricevuti dai sottosegretari, dai ministri competenti, a cui faremo capire che è tutta diciamo una presa in giro, cioè che praticamente si è voluto scaricare nei confronti dei gestori tutta questa responsabilità, che assolutamente mi creda a noi è solo ed esclusivamente sta facendo un danno enorme, perché la gente è convinta che i ladri della filiera siamo noi, poveri gestori.